È un'occasione molto importante per me essere oggi qui al congresso della CISL, un sindacato che con la propria attività ha segnato la storia di milioni di lavoratrici e di lavoratori e contribuito al progresso del nostro Paese. Oggi è particolarmente importante dire che anche in Veneto è possibile aprire una nuova stagione, una nuova fase di sviluppo, un patto sociale per la crescita e per il benessere dei cittadini, con al centro naturalmente il lavoro di qualità, un lavoro meno precario, un lavoro che favorisca l'ingresso delle donne e dei giovani, un lavoro che affronti le grandi questioni come le politiche attive per risolvere il tema delle competenze. Ecco, anch'io penso che sia necessario mettere al centro il lavoro e costruire un programma per il futuro che possa fare di questa nostra regione una grande regione che continua a competere nello scenario internazionale. E in questo senso è molto importante anche il richiamo all'Europa. Sì, è anche il tempo dell'Europa, un'Europa in cui l'Europa riesce a ritrovare protagonismo e una voce attiva di fronte alle grandi sfide globali.